Ah, aspetta, non ti ho neanche detto. Sono nell'area camper. Aspetta che netto lente. È tutto sparso. Nell'area camper a pagamento, sgherivo, di San Vito di Pordenone. Sì, o San Vito del Friuli, in provincia di Pordenone. Questa area al momento non accetta bancomat, quindi io sono dentro, sto qualche oretta giusto per fare il carico delle batterie e dell'acqua, e dopodiché mi metto fuori. Non ti anticipo gli altri girettini, è semplicemente un weekend singano che volevo concedermi, che da tanto che non facevo, anzi un fine settimana singano, perché anche se ho vissuto in Scozia sono italiano, quindi è corretto che io parli la lingua italiana e non la lingua inglese. E fine settimana singano cos'è? È un po' lo star da soli, ma da soli intendo proprio senza amici, senza... Sì, ecco, col cane che si scapussea, esatto, vabbè, ma a parte il cane. Il cane non fa testo. Vero CP che non te fa testo? Ti fai scoreseti, altro che il testo. Porca miseria. Vabbè, comunque nella mia mega mappa dei rubinetti, effettivamente adesso, oltre a quei rubinetti senza la filettatura, che sto iniziando a inserire, questo perché non tutti sanno, mi sono associato al bagnafiori, se no il bagnafiori, quello qua dolcino al bagnafiori, quello che lo metti dentro il serbatoio da fuori del camper e ti carichi 5 litri alla volta senza problemi, no? Comodissimo. Insomma ragazzo, dopo 10 anni che sono arrivato anche a me, dopo 10 anni ci sono arrivato anch'io. Le aree camper, sì ok sono a pagamento, ma tantissime, tra parentesi la maggior parte, chiusa parentesi, non hanno la sbarra, diciamo, cioè tu puoi entrare per il carico e scarico, oppure certe hanno magari anche tipo la sbarra, tipo quella di Vicenza, dai parti di Andrea del T4, ma parla di Schio, ah sì la sbarra, ma hai tipo 15 minuti di tempo per fare il carico e scarico, mezz'ora, non mi ricordo, hai capito? Quindi sto un attimo inserendo anche tutte queste aree qui, perché sono tutti rubinetti buoni, insomma, ecco. Dopo tu puoi stare fuori in libera, come farò io. Adesso, quando ho finito di caricare le batterie, prendo e vado fuori, dormo fuori, non ha senso dormire qua, anche perché la colonnina non tiene niente. Dovrebbe essere quella da 1 kW, in realtà salta, che è la C6. Quindi figurati se posso tenere il riscaldamento a corrente, quindi vado fuori. Guarda come sono il mio lavoro, vedi? Questa qua, vedi? Avanti e indietro tutto il tempo, vedi? Avanti e indietro, tu dici deve pisciare, sta male, no. I cani di solito non è una regola, quando sono vecchi vanno sempre avanti e indietro, una cosa che ho visto anche nelle persone. Ma adesso si afferma, vedi tu? Giusto per contraddirmi, perché la vita ama contraddirmi. Ah no, ho ripreso. Semplicissimo concentrarsi nel lavoro. Io lo ripeto all'infinito, l'ho detto su tanti altri video, sopporto tutto e pago tutto, pago qualsiasi cosa, non ho nessun problema di nessun tipo a pagare e a sopportare, però diciamo che è un'impresa estremamente dura vivere con questo cane in camper, e quando non ci sarà più basta, non voglio neanche vedere un criceto, perlomeno non voglio più avere un criceto, no, vedere, poi vedere cani, gatti, tutto quello che vuoi, basta che non siano miei. Ah sì, buongiorno Italia, ecco questa è l'area camper, quello è il pulmino che è andato fuori dall'area camper, e alla sinistra hai questo parchetto, alla destra altre case però senza ruote, una fabbrica e galline extracomunitarie, vedi tu, sono tutte nere, proprio col becco nero, il muso nero, attento che ti zoom, vedi tu? Adesso squadra. Circa 30 metri al supermercato Aldi, poi nelle zone c'è subito anche il Conad e un DM, che non è una parola, è il nome del supermercato. Io volevo tanto visitare San Vito Lo Capo, però siccome non ce la facciamo con la scuola e le ferie di Alessia, ho visitato San Vito al Tagliamento. Era una casa antica con i fulmini sulle finestre. Ah, bello, no, non c'ero stato. C'è anche l'isola pedonale. All'entrata Teccati a Torre San Nicolò o Scaramuccia, cioè proprio, si chiama proprio così. Tanti equipaggiatori a far paura, persino non segnati su Google Maps. Cos'è sta roba qua da skate? Fammi vedere. Che bello il presepe, voglio... si può... Ah, andiamo a vedere il presepe. Che bello! Guarda che bello, guarda che robe da skate, guardate anche... Stia Anare, senti. Anare. Mamma mia.
Vabbè, è bellissimo da vedere. Io non capisco i miei amici quando non vogliono entrare nelle chiese. Cioè, io sono più ateo di Galimberti, però non posso resistere a tutta questa bellezza. È una bellezza intrinseca, indipendente dalle religioni e dalle culture. Ecco, Santa Maria dei Battuti era. E oggi è venerdì, giornata di mercato. Ma questa è la chiesa, centralmente a Fortevera. Boia, che storie. Guarda che mestieri. Guarda schei. Guarda che bell'albero. Piazza del Popolo. Ti prego, comprati Psicologia delle folle di Gustave Le Bon e dopo rileggiti questa incisione. Respirerò l'odore dei granai, pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai. I miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare. Questa era struttura della vecchia pescheria, guarda che spettacolo. E questa è quella nuova. No, ma notiamo la cura dei dettagli di un tempo, ragazzi. Grazie in 100 che era. Perché una volta si era Poretti, quindi una volta, come avevo già detto in un video girato a Lubiana, bisognava costruirsi, no? C'era bisogno di crescere, voglia di crescere. Adesso no, adesso abbiamo già tutto, abbiamo troppo. E per questo stiamo ricadendo verso il basso. Ma no, ma come i cugini di campagna ancora vivi? Ah no, le repliche, là, così, sai i nomi. Poi a tira su Michael Jackson al cimitero, ma non credo. Ora sì, quando a pelle mi sento di visitare robe. Adesso entriamo dentro a Parco Rotta. Sì, sei sempre a San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone. Ora, e cavare, cioè qua ci stava bene tipo una musichetta emozionale, eccetera. Invece no, Dio caro, te guardi a Cavara e ti senti a voce del singano che spara il somonae. Dove siamo? Siamo sempre dentro Parco Rotta. Questa era un'antica serra. Ora che è pieno di ghiandaie e corvi. Anche perché magari non tutti sanno che le ghiandaie sono della stessa famiglia dei corvi. Per cui va così d'accordo. Perché adesso i corvi e susteghi dove qua, quelle ghiandaie. Quelle con i lati blu. Ok? E questo è un cacco condominiale che ha dovuto mettersi tutto stretto perché non era spazio. Una bellissima città, credo che mi fermerò anche stanotte e vado a mangiarmi una pizza fuori, sì, che è una cosa che mi piace tanto fare. È da tantissimi anni che non faccio mangiare a pizza, no, mangiare a pizza, andare in un ristorante da solo, sedermi lì da solo, come gli uomini d'affari, no? Anche perché alla fine comunque mi vado là per fare un affare, cioè mi do i sky al tipo, lui in cambio e mi dà una pizza, cioè comunque un scambio, quindi un affare. Ora che te la descrivo. È un'ottima occasione per fermarsi un attimo e rifarsi gli occhi. Magari poi riprenda qualcosa di più bello quando dicevo rifarsi gli occhi, però vabbè, insomma ci siamo capiti. È uno di quei posti che fa bene i cervicali, perché sei tutti i palazzi alti e tu devi alzarti per guardare tutte le decorazioni e pitture. Adoro anche fermarmi a guardare i villoni abbandonati e pensare così al culo che si sono fatti quelle persone, o meglio al tempo che hanno dovuto sacrificare quelle persone per arrivare a possedere queste cose e dopo basta, lasciarle qui. Guarda i famosi campanelli che ogni tanto menziono, vedi? Era questa cordicella, vedi che entra dentro la casa e tirandola fa suonare una campanella all'interno. Ce n'erano anche per i piani superiori e giù c'era scritto il nome nella catenella. Arte, metti in pausa e leggitelo tutto. Bon, ora imbastisco l'ufficio e fatturo. Tradotto in parole più sensate, più logiche. Ora mi chiudo dentro una scatola e faccio un sacco di fatica per mantenere quei 4 bastardi di mafiosi che ci comandano. Buongiorno, un cazzo, Dio caro. Oggi si mangia gourmet, ma neanche tanto. Cioè gourmet praticamente quando in un piatto grande metti 1 centimetro di cibo.
Ok? E io volevo farmi il pranzo gourmet e dopo ovviamente nella pignata era che il resto della pasta. Againa dea van life, van life, van life. La gallina. Ma sì, io sono ritornato nell'area camper. Questa è la mia vista. La vista, guarda che bella. Cioè, la mia vista, nel senso, la vista che puoi avere anche tu. La vista dello scarico della cacca. Cioè, tu sei qua che lavori, no? Magari passa uno e ti scarica il caccame là e tu stai lì a guardare. No, non le ho inventate io queste robe, cioè, esistono, sono così. E da che altra banda il Cristo che indica e giudica il parco, che non ha bidoni. Quindi lo giudica anche in qualche modo negativamente. Ragazzo, condivido con te questa cosa perché non posso condividerla con Alessia, cioè non posso mandarle una foto, sennò ci rimarrebbe molto molto male. E io però questa gioia, che non so, questa felicità, tipo, no, sa, quando nasce un bambino, no, che la gente mette la ciocca fuori, no, e tutti contenti, eccetera, gli fai i post, eccetera, e il mio compagno qua pissa, ok? E quindi ho bisogno di dire a qualcuno, vara che rassa de pissa che so io svegliare fuori. It's not your situation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic. It's just that I'm an addict for your love. Nothing all I wanna hold you. I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you you're my only world. Just think how long I've known